Ben ritrovati dalla redazione. I tecnici della Sores hanno effettuato 2 interventi di soccorso ieri, uno a Trieste e l'altro a San Doligo della Valle. Tra le 10.50 e le 11.30 del mattino circa la stazione di Trieste del soccorso alpino attivata dalla Sores ha soccorso con 5 tecnici una donna di Trieste 1966, la quale si è procurata una probabile frattura da una caviglia mentre percorreva il sentiero Ressel a Basovizza. L'infortunio è accaduto a circa 700 metri di distanza dall'abitato nei pressi della Agility Club. A San Doligo della Valle invece i tecnici sono intervenuti per un grave malore accusato da un uomo a Bottazzo. È stato portato in comunità protetta il 14enne che venerdì sera ha ferito il padre in modo grave con 4 coltellate in una frazione di San Vito al Tagliamento. Lo hanno riferito fonti autorevoli, ricordando che subito dopo il ferimento avvenuto in auto il giovane era fuggito a piedi e aveva raggiunto la casa di un amico. Tra una cinquantina di giorni il monumento dedicato all'imperatrice Elisabetta d'Austria di Piazza della Libertà a Trieste sarà protetto da una ringhiera. La soluzione adottata dal Comune, approvata anche dalla Soprintendenza, ricalca quella sistemata nei mesi scorsi attorno alle aree verdi di Piazza Venezia. A questo scopo in questi giorni gli operai sono all'opera. Sport calcio, la Triestina calcio con la 10ª sconfitta torna a casa con un 0 che la riporta a una scioccante doppia cifra. Una scioccante doppia cifra, dicevamo, con i gardesani che hanno capito che a sinistra, coperta da Bilveled e Johnson, avrebbero trovato un'autostrada. E da lì sono arrivate 2 reti del primo tempo con Cavuoti e lo stesso Pietrelli, ripresa con poco senso e fine del discorso. Lo squalificato Clotet furibondo in tribuna non basta. Triestina sempre più ultima a -3 dalla Clodiense. Basket, Trapani ha più fame, la Pallacanestro Trieste cede il passo. I siciliani sbancano il Pala Rubini al termine di un match vinto con merito. Trieste lotta ma deve inchinarsi dinanzi a tutto al talento degli Shark. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Durante il corso della giornata cielo variabile con alternanza tra velature anche consistenti e maggiori schiarite nelle ore centrali. In serata generale aumento della nuvolosità, temperature minime in pianura fra 3 e 6 e sulla costa fra 7 e 10 gradi, ovunque le massime fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.